Ci troviamo a Palma di Montechiaro ad una settimana esatta dal voto. Si voterà il 9 e 10 giugno prossimi per il rinnovo delle istituzioni locali per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Palma di Montechiaro andrà al voto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale per la bufera che si è abbattuta sul comune. Allora vediamo come si prepara al voto la comunità palmese. Facciamo un giro per le strade e incontriamo la gente. Che sindaco ha bisogno Palma di Montechiaro? Un sindaco che pensa per pensionati, non che ci stanno levando la pensione. Qua ciana si merita tutta la forca. Non ha fiducia, non ha speranza. Nessuno di questa gente stupida. A Palma lo portarono tutto a demannare che si cornuti che travagliano. Se lei sa che si va a girare a caricare un bascio d'erba con tu può caricare, come si stanno sciarreando per girare al municipio? Per rubare, non per pensare per cristiani. Ma lei andrà al voto? No, io va a voto, ma manco si toccano codo. Abbiamo intervistato alcune persone molto arrabbiate, sfiducia nelle istituzioni. Secondo lei ci sarà un astensionismo significativo oppure alla fine la gente andrà regolarmente a votare? La gente ha ragione di essere arrabbiata perché la legislatura che si è conclusa in maniera traumatica, come lei sa, ha messo, diciamo così, a dura prova la credibilità della politica. Ma non bisogna essere sfiduciati. Una cosa ci dico, che tutti i sindaci che hanno passato fino all'ultimo che c'era ne aumentano l'IMU una per due. Allora pensassero per ieri e gli sa sto caro e non per niente, che i grani ne fanno uscire in sacchetto. Andrà a votare? No. Non lo so. Lei? Non faccio niente, non voglio dire niente, basta, come penso la fanno. Questi candidati a sindaco, nessuno secondo lei è all'altezza della situazione? Boh, che sai, ci ho pensato su tutta una maniera. Cioè? Su tutta una maniera, ci vanno per mangiare solo. Di cosa ha bisogno Palma? Lavoro. Ha bisogno un sindaco che porti tutto avanti. Secondo lei c'è tra i candidati un sindaco che sarà all'altezza della situazione? Ci sono tanti sindaci che ando, ma che c'entra? Dopo bisogna vedere quello che fanno quando prendono, no? Scusi, Palma secondo lei che sindaco ha bisogno? Un sindaco che sappia gestire tutta l'economia, ristrutturazione, dare lavoro ai giovani.